Allora, come alcuni miei colleghi, anche io voglio fare un passaggio su quello che sta accadendo nella striscia di Gaza, dove si sta consumando un genocidio e la violazione del diritto internazionale, nel silenzio della comunità politica nazionale e internazionale. Noi ci ribelliamo a questo silenzio e non vogliamo esserne complici. Arrivando all'assestamento ci troviamo ancora una volta di fronte ad una manovra molto ricca, nell'ambito della quale numerose sono certamente gli interventi condivisibili, come i contributi al fondo di rotazione per sostenere le nostre imprese, uniti a quelli per il fotovoltaico ai privati, agli interventi a sostegno dell'attività scolastica rivolta agli alunni in una situazione di temporanea ospedalizzazione o ancora gli incentivi per la professione infermieristica. Infine anche alle risorse per i nostri pensionati che grazie alle nostre osservazioni ne viene ampliata la platea. Un tanto per sottolineare ancora una volta come sia del tutto sterile l'abitudine da parte di qualcuno nel tacciarci ideologicamente come quelli del no a prescindere. Su numerose altre questioni abbiamo invece manifestato dubbi legittimi, come nel caso ad esempio dell'hotel Enzo Moro di Sutrio, struttura di proprietà del Comune, sul quale la Regione ha impiegato importanti risorse che pare non abbiano contribuito ad aumentarne il valore. Nutriamo anche una serie di perplessità riferite alle risorse che riguardano la Galleria Bombi di Gorizia, finalizzati alla creazione di un polo artistico contemporaneo fatto di tecnologie che non dureranno nel tempo. In questo assestamento sono disponibili risorse di una tale entità da condurci verso l'auspicio che possano risultare realmente efficaci rispetto alle problematiche dei nostri cittadini, pur senza però intravedere una svolta decisiva per la nostra regione, per la nostra economia, per il nostro ambiente. La maggior parte degli interventi sono finalizzati infatti a stabilizzare risorse già impegnate. Con il consueto agire collaborativo che ci contraddistingue, abbiamo presentato 47 emendamenti, alcuni dei quali presentati in commissione e poi ritirati a seguito proprio dell'invito degli assessori di riferimento. Le nostre istanze guardano ad un futuro fatto di una sostenibilità innovativa, consapevoli che il cambiamento climatico impone un cambio di rotta. Guardiamo alla mobilità sostenibile ed ecologica, come lo studio di fattibilità di un progetto pilota per una pista ciclabile solare ad Aquileia. Tutto ciò proprio per sottolineare come sia possibile tendere alla transizione energetica in maniera sostenibile anche in località come Aquileia, senza poi dimenticare l'implementazione del capitolo per l'acquisto delle stesse biciclette, proprio per favorire uno stile di vita sano e contribuire alla riqualificazione urbana riducendo il traffico e l'inquinamento, ma soprattutto migliorando al tempo stesso la sicurezza stradale, che rappresenta un tema non meno significativo. Interveniamo anche a vantaggio delle nostre imprese. Infatti è possibile operare in maniera molto forte e concreta, utilizzando risorse così cospicue, tant'è che proponiamo l'abbattimento dell'IRAP per sostenere le micro e le piccole realtà. Al momento l'aliquota IRAP nella nostra regione è pari a 3,9, al pari di altre regioni a statuto ordinario, mentre in Sardegna, ad esempio, è di 2,93, nella provincia autonoma di Trento è pari a 2,68. Un sostegno che renderebbe attrattiva la nostra regione anche per quelle aziende che trasferiscono l'insediamento produttivo provenendo dall'estero. Abbiamo avanzato proposte per sostenere l'imprenditoria giovanile, prevedendo delle premialità per quei giovani che fanno ritorno nella nostra regione. Abbiamo previsto ulteriori agevolazioni sulle tariffe per l'accesso ai servizi di refezione scolastica, convinti che sia un aiuto concreto anche per i nostri comuni, non più costretti a correre dietro a persone che non riescono a pagare le rette, o ancora al trasporto scolastico, un tema che seguiamo da sempre.
Abbiamo voluto richiamare l'attenzione generale anche sulla sicurezza dei nostri lavoratori impegnati nelle operazioni antincendio, per i quali sono stati realizzati studi che dimostrano la presenza di PFAS nelle tute, un'esposizione a questi pericolosi inquinanti nell'ambito delle attività che svolgono, per la quale abbiamo proposto un meticoloso biomonitoraggio. Abbiamo infine messo in luce anche la gravità delle truffe nei confronti degli anziani, auspicando la creazione di un fondo ad hoc al pari di quelli già esistenti nella nostra Regione. Un impegno che ci vede protagonisti anche con una legge a tutela degli anziani vittime dell'ageismo. Abbiamo infine apprezzato che alla fine si sia arrivata ad una composizione del contrasto che si era creato per l'aumento degli stipendi ai dipendenti del comparto unico. Un aumento che può apparire però tuttavia esiguo rispetto all'aumento dei vitalizi ottenuto dagli ex consiglieri regionali e dei loro aventi diritto. Interveniamo da sempre rispetto a questo tema e anche in questo assestamento presentiamo un emendamento che preveda una riduzione dei vitalizi volto a rivedere il metodo di rivalutazione, prevedendo una soglia massima, ma soprattutto un tetto per evitare che la loro indennità supera quella dei consiglieri regionali in carica, cosa che purtroppo sta accadendo, visto che l'assegno vitalizio più oneroso, con le rivalutazioni Istat intervenute nel 2024-25, è pari a circa 7.744 euro. Quindi ci auguriamo che ci sia la volontà politica di intervenire rispetto a questo aspetto che a nostro avviso costituisce a tutti gli effetti un'ingiustizia sociale. Non mi dilungo oltre perché è difficile riassumere il contenuto di 46 emendamenti su cui comunque avrò modo di rappresentarli e mi auguro che ci sia apertura perché sono dettati dall'ascolto dei cittadini e del nostro territorio. Grazie.